Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia, Regional Council President Mauro Bordin closes the year highlighting increased resources and policies that strengthen communities, laying the groundwork for future growth, stability and opportunity. I'm very happy for the work that we did in 2025 because the Regional Council approved many laws, important laws in commerce, tourism for the family, and also financial laws that made this year the year where the Regional Council used more resources for the regional community. Grado is betting on wellness to shape its future. With a 16 million regional investment, the town has reopened its historic marine thermal baths as a modern, year-round wellness and medical spa, aimed at strengthening tourism, improving quality of life, and positioning Grado as an international destination for health and sustainable well-being. Questa è parte di un processo che vorremmo mettere in campo a Grado insieme al Comune per una riqualificazione di tutta l'area retrospiaggia. È un'area importantissima che può valorizzare ancora di più Grado e con una consapevolezza che dobbiamo incominciare a costruire i prossimi decenni. Perché se non siamo in grado di offrire sempre qualcosa di più, ammodernarci, rinnovarci, rischiamo che anche le località straordinarie come Grado nel lungo periodo possano essere penalizzate. Questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo investire su Grado e continuare esattamente come l'opera che inauguriamo oggi a credere in Grado e valorizzarla. In Trieste, the Assostampa Friuli Venezia Giulia and Gruppo Giuliano Cronisti honor the 59th San Giusto d'Oro, awarding the Cappella Underground for cultural impact, and the special plaque to journalist Paolo Condò, celebrating local excellence and community spirit. It's a great honor because it is given by the city of Trieste, which is very important for us. Our association started in end of 1968, and so it's important finally to acknowledge and recognize the work that we have done for so many years in promoting cinema, film culture, and so it's really a great honor. We're very, very happy. This is the most important. This is the most important. I received a lot of awards. I'm a very lucky journalist, but it's very rare that people, you know, the Latin sentence, Nemo profeta in patria. It's very hard that the people of your city recognize your value. And so this for me is the most important award that I received. Trieste's municipality, regional council and Ausir launched the €180 million third aqueduct, a major infrastructure project comprising 20 kilometers of new pipelines across the Carso and the renovation of the submarine line, ensuring the city's long-term water supply and resilience. Sono molto soddisfatto perché sai, l'acqua è molto importante. Al suo tempo avevamo l'acqua del Timavo, poi siamo andati a prendere le focce dell'Isonzo e adesso naturalmente è una cosa molto simpatica, questo 180 milioni di investimento legati anche alla Slovenia, per cui molto molto bene. Nel solco di quella che è appunto la tradizione acquedottistica della nostra regione, che comunque è sempre ai vertici di questo settore, un investimento importante che la regione sostiene, perché ritengo che la programmazione vada oltre le prossime elezioni, vada a programmare quello che è il futuro appunto dei nostri figli e nipoti. Questo è quello che va in corso ad essere fatto, perché sappiamo che andremo incontro a dei cambiamenti climatici importanti, come spesso è stata nella storia della Terra, ma in questo momento particolare hanno un'accelerazione particolare. Australia has drawn the line, banning the use of social media for children under the age of 16. From Europe to the US, governments are weighing tougher rules to protect young users from the pull of algorithms and screens. The question now remains, is Australia's example going to be a model applied all over the world, or is it going to be an isolated example in the digital era? What do you think of the ban implemented in Australia for the ages of 16 and younger, banning social media? I think it's all right. I think it's clever. Children has to spend less time on social media because they're losing their focus.
an excellent measure. I think we should adopt it too, because the mobile telephones seems to be a punishment for the education, for the concentration, for sure the learning activity of our young students. Thank you for watching Interest Web TV. We speak your language.